al centro storico attuale. Questo perché la città ha subito una complesso dell'ospedale, che è questa struttura bipassa che fiancheggia l'edificio ecclesiastico. Esiste un documento del 1320 che sancisce che la popolazione di Sulmona vuole, anche perché comunque diciamo che l'edificio è ci troviamo di fronte alla cosiddetta Fontana del Vecchio. Vi ho parlato delle origini storiche della città di Sulmona. Siamo di fronte alla piazza Garibaldi, questa è la piazza che viene allestita per il palio per la festa della giostra. Questa piazza è delimitata da tutto questo sistema di archi, si tratta di 21 archi ad arco acuto che sono nient'altro di quello che rimane del sistema. Grazie a voi. Chi è lei? La guida. Portarmi la palla.
Vieni qua. Vieni qua. Vai dal papà. Vai dal papà, vai. Sì, papà. Piove un cazzo. Una bella palla.